Onori ai caduti! Vicegovernatore Riccardi, un evento da non dimenticare che assume un significato particolare in quest'epoca. Il sacrificio delle persone che hanno reso libera l'Italia e ci hanno fatto conquistare questa democrazia è un sacrificio che va rispettato e ricordato, perché la verità della storia è un passaggio ineludibile per costruire un futuro, in particolare in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, uscendo dalla pandemia e con le preoccupazioni dei venti di guerra che non sono molto lontani dal nostro Paese, quindi essere qui oggi è un dovere delle istituzioni. Il senso della patria per riscoprire un'identità che è importante in un periodo come questo. L'identità italiana, l'identità della patria, che non vuol dire nazionalismo, è la radice dell'Europa, è la spiegazione delle ragioni e la storia che per troppo tempo in questo confine orientale è stata nascosta, quindi essere qui a poterla ricordare e onorare, come ripeto, è il nostro dovere. Il patriottismo dà un senso che oggi bisogna solo affrontare altri argomenti, problemi in modo coeso e unito. È un grande valore che deve essere coniugato con intelligenza e equilibrio e soprattutto deve essere spiegato alle nuove generazioni, perché il futuro si costruisce sulla piattaforma della storia.